Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questo appuntamento settimanale con Panorama Sardo con un ospite di riguardo, assolutamente di riguardo. Parliamo di Alberto Leonardis, che è l'amministratore del gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Ha acquisito dal 1° di febbraio un quotidiano importante, grande amico di Tele Sardegna, La Nuova Sardegna, ed è un nuovo passo. Fanno parte del gruppo SAE 6 storiche testate. Leggo la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio, il Tirreno di Livorno, la Nuova Ferrara, la Gazzetta di Carpi e la Nuova Sardegna. 70.000 copie, 30 milioni di fatturato, 10 milioni di visitatori. Un progetto che ha portato nell'isola un nuovo protagonista. Com'è nata questa storia in così poco tempo? Ho messo assieme un gruppo di imprenditori in continente con i quali abbiamo costituito una NUCO e abbiamo acquisito le testate di cui parlava lei prima. Successivamente abbiamo cominciato una negoziazione con il gruppo GEDI per l'acquisto della Nuova Sardegna. Devo dire che la Nuova Sardegna era un giornale che mi interessava da molti anni. Avevo già provato precedentemente ad operare un'acquisizione che non era andata a buon fine, perché insomma c'erano degli elementi di negoziazione che non avevano chiuso, non si erano chiusi nel modo giusto. Successivamente all'acquisto del Tirreno e delle Gazzette Emiliane abbiamo ricominciato la negoziazione con la nuova proprietà del gruppo GEDI e abbiamo portato a termine l'acquisizione nel mese di febbraio, l'acquisizione di una testata storica importante, una delle testate più importanti del giornalismo locale italiano, ed eccoci qui ad affrontare questa nuova avventura. Deve affrontare un avversario gigantesco dall'altra parte nel sud della Sardegna, un gruppo che ha 3 televisioni, un'altra testata storica, una radio che è tra le prime italiane. È una bella gara. Ma io direi che non si tratta di una gara, io credo che ci siano, come dire, territori e posizionamenti diversi storici delle 2 testate. Ho una grande stima dell'altro editore con il quale ho tra l'altro ottimi rapporti. Quello che mi sento di dire è che la nostra testata ovviamente avrà uno sviluppo che sarà posizionato ovviamente nella sua area tradizionale, ma vedrà in termini anche di crescita e di posizionamento il Sud Sardegna, dove c'è a mio avviso uno spazio per la nostra testata interessante. Ecco, una testata che storicamente è legata ai temi della politica e dell'economia. Beh, certamente c'è una storia importante, ci sono giornalisti di straordinario valore, come dire, rappresenta secondo me la Nuova Sardegna un luogo, diciamo un hub culturale e politico veramente importante per questo territorio, ma devo dire per il territorio nazionale. Noi parliamo di una testata
che in qualche modo ha rappresentato un elemento di sviluppo, di informazione e di formazione delle culture locali sarde molto importante, e continueremo a farlo in modo sempre più significativo. Ha scelto di confermare il direttore e il gruppo che si occupa della parte pubblicitaria. Sì, senz'altro, noi ci troviamo con la Manzoni molto bene, li abbiamo confermati anche nella esperienza in continente, quindi dopo l'acquisizione delle testate in continente, e continuiamo con loro perché crediamo che la Manzoni sia, dal punto di vista della raccolta pubblicitaria, sicuramente l'azienda più interessante ed, come dire, incisiva dal punto di vista dell'organizzazione e del volume di raccolta in Italia. Antonio Di Rosa? Antonio Di Rosa è un giornalista di grande profilo e di grande professionalità. L'ho conosciuto qualche tempo fa, quindi non lo conoscevo prima, l'ho apprezzato subito per questo suo aspetto ovviamente di capacità organizzativa e professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Io ritengo che il rapporto umano sia elemento distintivo e importante di qualsiasi, come dire, esperienza di successo imprenditoriale nella vita di ognuno. Mi sono preso un altro appunto, lo slogan che accompagna il lavoro di editore del nostro protagonista. La stampa locale garantisce verità e connessione al territorio. Certo, io credo che il futuro dell'editoria viva prevalentemente nella stampa locale. Io credo che il rapporto diretto tra cittadini e lettori e testata rappresenti un unico, diciamo, soggetto, quasi un unico, come dire, rapporto continuativo che si instaura nel tempo tra gli utenti, i lettori e un brand che rappresenta, come dire, affidabilità, che rappresenta verità del racconto e che quindi ha un'importanza determinante nello sviluppo della comunità locale e della informazione locale. Quanto è difficile oggi essere editore puro in un mondo editoriale italiano che è dominato da protagonisti che non fanno questo mestiere? Ma guardi, io concepisco esclusivamente un'attività editoriale pura, come dice lei, nel senso che la premessa è importante. Io faccio l'editore perché credo profondamente nella informazione e nella crescita di un luogo attraverso un'adeguata formazione. Un'adeguata formazione avviene priva da condizionamenti, priva da interessi collaterali. Io credo che il nostro, come dire, essere editori puri rappresenti una garanzia per i lettori. Non saremo mai condizionati da, come dire, punti di vista o interventi che esulino dalla nostra attività principale, che è quella di far vivere bene questa testata sarda, straordinaria testata sarda, in una regione con una qualità di popolazione straordinaria, un'ospitalità, come dicevo a un amico ieri sera con il quale sono stato a cena, un amico sardo, persone di straordinario valore, di straordinaria qualità, quindi l'orgoglio di poter gestire e continuare, come dire, a far crescere questa nostra testata è per me un elemento, diciamo, di stimolo nella mia vita e credo di stimolo per tutta la compagine sociale che noi abbiamo costituito per l'acquisizione della Nuova. È un momento difficile, c'è la guerra in Ucraina, è aumentato il costo dell'energia, è aumentato soprattutto ed è difficile trovare la carta. Vittorio Feltri scriveva qualche giorno fa: noi ci serviamo da una cartiera norvegese, non producono più perché non è più redditizio visti i costi dell'energia. Sì, questo è il problema centrale. Questo è il problema centrale che stiamo affrontando in questo momento. Tenga conto che il raddoppio, più del raddoppio del costo della carta e dell'energia, impatta su tutto il nostro gruppo con circa un valore, diciamo, di 3 milioni e passa, 3 milioni e 100, 3 milioni e 2. Quindi il 10% del fatturato. Sì,
sul gruppo, diciamo, no, su tutto il gruppo un po' di meno, perché se lei somma i 30 milioni del continente, della società continentale, più i 16 milioni di fatturato della nuova, noi andiamo a 46. Però il tema qual è? Il tema è che noi abbiamo e dobbiamo gestire questo problema in questo momento, problema complesso. Come lo gestiremo? Lo gestiremo attraverso azioni di sviluppo, cioè attraverso una serie di interventi e di progetti che stiamo studiando, che ci permetteranno in Sardegna e in continente ovviamente di ovviare a questa crisi, diciamo, dal punto di vista economico, diciamo, che stiamo vivendo, portando del valore. L'editoria in questo momento non può essere più considerata un'editoria tradizionale fatta di carta, quindi giornale cartaceo e di giornale digitale. Deve essere un'editoria che si occupa di organizzare eventi, che si occupa di organizzare progetti speciali. Fra qualche giorno presenteremo un progetto molto interessante che abbiamo studiato e portato a termine con un accordo qualche giorno fa per mettere giù un giornale cartaceo, un giornale digitale e una serie di eventi che si svilupperanno in continente, un progetto a valore che è uno degli elementi distintivi del nostro agire e che ci permetterà di poter portare anche un po' di valore economico sul nostro gruppo. Quindi creatività, innovazione, secondo me questo è il modo per poter ovviare alla crisi e al raddoppio della carta e ad una serie di elementi che purtroppo erano imprevisti e che stanno venendo fuori negli ultimi tempi. Grazie dottor Leonardis per questo esordio sui teleschermi di Telesardegna. Ieri c'è stato un grande evento, i 60 anni della Costa Smeralda, un qualcosa che ha cambiato la vita della Sardegna, che è diventata isola turistica, e fino allora c'erano altri sogni che poi sono falliti, quelli dell'industrializzazione. Noi a questo evento, subito dopo la pubblicità, dedichiamo un grande spazio, conoscendo i protagonisti, conoscendo gli eventi, in un viaggio che ci porta dall'Ismailita, il principe Aga Khan, all'oligarca russo Usmanov, che esce di Siena dalla Costa Smeralda. Grazie dottore. Grazie a lei, grazie a lei. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ieri il prestigioso consorzio della Costa Smeralda ha festeggiato i 60 anni di attività. È l'evento che il 14 marzo del 1962 ha radicalmente cambiato la storia della nostra regione in termini di nuova vocazione dell'economia dell'isola. Una vicenda dal forte impatto di immagine nel mondo che ha cambiato i destini del suo sviluppo dopo il fallimento del piano di industrializzazione della Sardegna. Oggi Panorama Sardo vuole ripercorrere le tappe fondamentali di quella che tra storia e leggenda ci è stata raccontata dai protagonisti. C'era anche un numero uno della cultura sarda del Novecento, l'architetto Antonio Simon Mossa, politico, giornalista, poeta e scrittore, ideologo ed esponente dell'indipendentismo, il 29 settembre del 1961, quando si riunirono in una saletta dell'Hotel Jolly di Olbia il principe ismailita Karim Aga Khan con il suo avvocato André Ardouan ed il suo inseparabile segretario Felix Biggio, il proprietario delle minerali San Pellegrino Giuseppe Mentaschi, gli irlandesi il re della birra Loel Patrick Guinness, lo scrittore polacco René Podbielski, l'inglese John Duncan Miller, rappresentante in Europa della Banca Mondiale che aveva prestato i soldi alla Cassa del Mezzogiorno per le grandi opere italiane, tutti insieme per redigere una dichiarazione di intenti che avrebbe portato alla costituzione 60 anni fa del Consorzio Costa Smeralda. Ma i destini di quello che sarebbe diventato il gioiello di un'intera isola, fino ad allora conosciuta come terra di banditi e confino per chi aveva un conto da saldare con la madrepatria, sono cominciati a mutare durante un pranzo d'affari nella City di Londra nel 1958, organizzato dal banchiere Ronnie Gerson, che era appena stato in Sardegna, cercava soci per acquistare un lembo di un territorio che aveva trovato semiselvaggio e bagnato da un mare cristallino. Il progetto finanziario prevedeva un investimento iniziale di $25.000 a testa per l'acquisto di 12.000 ettari con l'impegno dei soci di un controllo architettonico assoluto sullo sviluppo dell'investimento. Tutti i progetti, dal grande albergo all'abitazione privata, dovevano essere sottoposti all'approvazione del Comitato per l'Architettura, che controllava lo sviluppo di uno stile prestabilito e con il minore impatto ambientale possibile. Furono incaricati gli architetti Vietti, Busirivici, Quel e Simon Mossa. Tutto questo rappresentava una novità nazionale in un'Italia nella quale i piani regolatori ancora non esistevano. Con Simon Mossa altri sardi furono protagonisti della nascita e della formidabile affermazione di quella che sarebbe diventata una delle più rinomate ed esclusive località turistiche del mondo. Parliamo del consigliere regionale alzachenese Giovanni Filigheddu. Fu lui a volere la grande diga dell'Iscia e fu lui a sostenere la decisione controcorrente del comune di Olbia che disse di no all'installazione di una raffineria di petrolio nel suo golfo. In quegli anni i soldi della rinascita erano esclusivamente indirizzati a progetti di industrializzazione e della voce turismo sardo non risultavano interessi.
Pirighetto nella primavera 1959 coinvolse John Duncan Miller, come abbiamo già visto rappresentante in Europa della Banca Mondiale, e lo convinse a visitare la Gallura. Si innamorò perdutamente di quel lembo di Sardegna e nel settembre dello stesso anno acquistò 16 ettari a Capriccioli. Quando il 14 marzo del 1962 a Tempio, nello studio del notaio Mario Altea, i 6 soci fondatori, Karim Aga Khan, Patrick Guinness, Felix Biggio, Andrea Arduan, John Duncan Miller e René Popbieschi firmarono l'atto che definiva la nascita del consorzio della Costa Smeralda, mai avrebbero immaginato che l'estremo nord-est dell'isola avrebbe avuto in tempi brevissimi tanto successo, anche e soprattutto grazie al perfezionamento dei collegamenti con Olbia e l'ampliamento del piccolo aeroporto di Vena Fiorita, con l'intervento economico del principe Karim Aga Khan. Dopo pochi anni nasce anche la compagnia aerea Lisarda e della Svolta. La storia ci racconta che la Gallura era sempre stata considerata una provincia povera ed isolata dentro la Sardegna. Dal 1500 è stata colonizzata dai Corsi, che cominciarono a occupare le terre dei feudatari di Tempio, il cui dominio si estendeva verso le coste. Presero quei terreni improduttivi e malsani, realizzarono gli stazi, piantarono vigne, orti, grano e ci allevarono mucche e capre. È certo che Olbia, prima dell'avvento turistico, era una delle città più povere della nostra regione. Alla fine degli anni 60 la Costa Smeralda già si componeva del villaggio di Portocervo, dei 5 grandi alberghi, compresi i lucidi La Montagna, in perfetta efficienza, della chiesa Stella Maris, un grande campo di golf in costruzione, delle prime ville sorte presso le più belle spiagge in località dai nomi fantastici come Liscia di Vacca, Capriccioli, Grande Pevero e Pantogia. Una delle più indovinate intuizioni espresse dalla Costa Smeralda fin dagli inizi fu l'inclusione a tutto tondo degli stili locali, a cominciare dai nomi dei luoghi. Anche il design dell'artigianato locale, peraltro una rarità per la sua conservazione nei secoli, fu fatto proprio con reciproci benefici. Le stanze e le sale degli hotel Cervo, Romazzino, Pitrizza, Cara di Volpe sono ancora oggi quasi interamente arredate con i materiali e i design dell'artigianato tradizionale sardo. La notorietà della Costa Smeralda era in costante crescita, anche perché la stampa, specie quella rosa del gossip, si interessava sempre più al mondo delle vacanze e alla gente che lo frequentava. Bisogna ricordare che i VIP di allora erano meno di oggi e meglio identificabili. Lo Yacht Club Costa Smeralda, costituito nel 1967, crebbe in pochi anni fino a diventare uno dei più rinomati club nautici del mondo. Nel 1983 la sfida di Azzurra all'America's Cup, ospitando poi una lunga serie di importanti regate internazionali e il varo del mitico destriero, capace di un imbattuto record di velocità nella traversata atlantica. A festeggiare la stagione estiva del 60° anniversario non ci sarà sicuramente l'oligarca russo Usmanov, cittadino onorario di Arzachena e armatore del più grande megayacht che ha mai solcato i mari della Costa Smeralda. I venti di guerra lo hanno messo in ginocchio, come gran parte dei suoi colleghi oligarchi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
E tu? Filiere guinesesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. La Setrand, azienda leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ospiti nella redazione di Tele Sardegna a Cagliari, a Manifattura Tabacchi, oggi sono due signore che hanno vinto il premio Donna Sarda 2022, 35esima edizione, assegnato dai Lions, valenti interpreti della cultura sarda fra tradizione e innovazione. Alla mia destra c'è Stefania, alla sinistra Cristina, le sorelle Ariu che sono ceramiste. Io credo, Stefania, una grande soddisfazione dopo quasi 30 anni di lavoro. Sì, è inaspettato come riconoscimento, ma allo stesso tempo sì, è una grande soddisfazione perché sono stati 30 anni, 21 insieme a Cristina, io conto 30 tra scuola, istituto d'arte e formazione in bottega. E non è stato facile perché è stato un percorso con grandi momenti anche in cui stavamo abbandonando, cioè nel senso che è difficile fare gli artigiani oggi. Dal punto di vista economico non porta grandi risultati. Però è stata una scelta a un certo punto, appunto 21 anni fa, il 7 marzo abbiamo compiuto 21 anni di bottega in via Costituzione. La scelta fondamentale è stata unire le nostre conoscenze. Cristina si era appena laureata in storia dell'arte, io avevo una piccola bottega in Castello e a quel punto ci siamo detti perché non provare un nuovo percorso e abbiamo iniziato insieme. Dopo 10 anni di sperimentazione, perché la ceramica dà moltissime possibilità, è proprio una materia che ti permette di fare tanto. Eravamo in un momento in cui tra importazioni di oggetti, grandi case che incominciavano a portare sul mercato del design di alta qualità a basso costo, facciamo una scelta di provare a raccontare la Sardegna. Invece di creare oggetti, creare dei progetti che raccontavano nello specifico la nostra terra. E lì sono nate le pecore. Abbiamo iniziato quasi per caso, diciamo. Stefania disegna bene, quindi da una serie di disegni è venuto fuori che incidendo gli strati di colore veniva fuori un effetto che si poteva riportare sulla terra, sulla ceramica. Per cui è nata la prima pecorella, all'inizio in verità in piano, poi la prima pecorella tridimensionale che poi è cresciuta, questa pecorella fatta con dei quasi boccoli, un'incisione che facendo questa sorta di boccolo che si ripeteva, questo modulo, faceva vedere i diversi strati di colore. Questa pecorella però poi è cresciuta e fortunatamente è arrivata da quei 7 cm di altezza della piccolina, è arrivata a decorare un'intera parete, per esempio di un ristorante a Londra. C'è questa parete in un ristorante di un sardo che si chiama Mauro Sanna, e in questo ristorante appunto questa parete 8 metri circa per 3 è completamente tappezzata, diciamo, è un collage, un puzzle di pecore.
e quindi queste pecore sono andate avanti, sono cresciute, eccetera. Ma in questo momento sono un pochino gelose per l'importanza che invece tutti quanti stanno dando a quelle che sono le donne, che è il secondo progetto appunto, che si chiama Bijinau, che è nato credo 3-4 anni dopo le pecore circa. È nato perché dovevamo presentare qualcosa alla Fiera dell'Artigianato a Mogoro. Noi siamo di Mogoro, quindi ci siamo cresciuti un po' assieme con questa fiera, quindi facevano una sorta di concorso dove ogni artigiano doveva portare un pezzo qualsiasi che seguisse come tema il suono. Quindi era una cosa, un po' poteva essere qualsiasi cosa, era vago ma allo stesso tempo anche quasi complicato. Sicché Stefania, una mattina che dormiva a Mogoro, la nostra camera da letto dava su un vicolo che per noi era il nostro Bijinau da sempre, e quindi si svegliò con le risate delle vicine che la mattina presto, logicamente, dopo aver fatto pulizia eccetera, si ritrovavano fuori come in un piccolo social, diciamo, e quindi a raccontarsi, a ridere eccetera. Per cui lei fa questi primi 3 pezzi, queste prime 3 donne che erano in posizione tale che sembrava che una ridesse, una raccontasse, proprio aveva una mano sulla bocca, l'altra rideva e l'altra rideva ancora di più, con dei campanacci all'interno, con dei battacchi, e bastava un minimo vento per farle dondolare. Avevano una sorta di slitta sul fondo, cioè erano state proprio allisciate in modo che con questo vento dondolassero, si sentiva questo suono che era appunto la risata. E poi da lì si è aggiunta qualche altra posa, si è deciso di allargare il progetto, e ognuna di quelle donne poi, che siamo arrivate a 15 nell'arco di breve, avevano il nome di una nostra vicina di casa, che per noi era una zia. Noi sin mai 7-8 anni non sapevamo quali fossero le zie di sangue e le zie di Bijinau, di cuore, diciamo. E quindi è stato proprio un omaggio a tutte queste donne che da quelle 15 poi iniziali sono state un omaggio a tutte le donne che conoscevamo, perché adesso ogni volta che si aggiunge un pezzo, c'è stato anni fa un gruppo di nipoti che dovevano fare un regalo a una nonna, zia Ninna, questa nonna, che lei aveva fatto poca scuola, credo avesse la seconda elementare, ma conosceva tutta Grazia Deledda. E per cui ci avevano chiesto se facevamo una di queste zie col libro. Quindi c'è questa zia con un'aria proprio identica alle donne del nostro Bijinau, e quindi zia Ninna è entrata nel Bijinau col libro in mano, a fianco a quelle col cesto, coi bambini di qualsiasi età, con un sacco di farina, eccetera, eccetera. Ed è veramente singolare che è stata protagonista recentemente al microfono di Panorama Sardo Maria Antonia Urru, che ha vinto il premio Expo Italia, anche lei un'artigiana, vicina di casa in termini di natali, perché lei è di Samulgheo, voi siete di Mogoro, e lei è una grande esportatrice, mentre voi avete il problema in questi termini del fatto che i vostri sono solo pezzi unici. Sì, è stata una scelta, nel senso che per creare oggetti in grandi quantità devi comunque ottimizzare, devi avere comunque gli spazi giusti per poter fare scelte di grandi produzioni. Per cui quando noi abbiamo scelto invece di non fare grandi produzioni, perché comporta in sé tutta una difficoltà anche nella gestione, abbiamo creato questi 2 progetti che non potrebbero essere riprodotti industrialmente, perché ogni pezzo è fatto a mano, ogni pezzo ha un'espressione, una gestualità, le pecore un po' meno, ma le donne non avrebbero la stessa comunicatività se fossero fatte industrialmente. La costruzione delle donne viene fatta in gruppi. Ci si organizza, si fanno le gonne, dopodiché noi ce le mettiamo sul tavolo e le facciamo la posa, la gestualità in quello che portano. Viene costruito come se quelle 5 stessero parlando tra di loro e raccontando una storia. Questo non funzionerebbe facendolo industrialmente, quindi sono scelte. La cosa bella in Sardegna è che abbiamo persone che lavorano, l'artigianato artistico è una via di mezzo tra l'artigianato nello specifico e l'arte. Noi siamo un po' in mezzo, nel senso che noi ci reputiamo artigiani a tutti gli effetti,
Però appunto il fatto che ogni cosa è costruita in maniera che racconti l'avvicina un po' all'arte, e questa è stata comunque anche reputiamo che sia stata la scelta giusta, perché i nostri clienti vengono da noi perché vogliono regalare un racconto o vogliono regalare un'immagine di qualcosa che non c'è più, perché comunque ti fa pensare, è stato curioso. Noi all'inizio non avevamo idea, noi dovevamo omaggiare le vicine e col pretesto di omaggiare loro volevamo parlare di donne, di sorellanza e di comunità. Poi sono stati i clienti a raccontarci quello che vedevano e in quella dinamica sono cresciute in un racconto, e quindi la cosa bella è che ci siamo resi conto di quanto abbiamo bisogno di sentire e ascoltare storie. Una cosa bella, vengono regalate ai bambini per raccontare della nonna, per raccontare di un paese che era in centro Sardegna e loro sono nati a Cagliari. Ma la cosa ancora più curiosa che abbiamo scoperto è che quelle donne che noi pensavamo fossero identitarie nostre e basta, sono le donne di tutte le comunità rurali. Nel momento in cui il veneto arriva in bottega, guarda quelle donne e dice: mamma, ma quella è mia mamma, quella è mia zia. E l'episodio più bello, un ragazzo marocchino che entra in laboratorio a venderci delle cose. Noi avevamo il tavolo con tutte queste donne in costruzione e lui ci chiede se poteva aspettare, se poteva guardare. E abbiamo detto certo. A un certo punto lui aveva i lucciconi, mi ha guardato e mi ha detto: ma queste sono le donne del mio villaggio. Questa è una scoperta bella, cioè pensare che comunque in qualche modo c'è un legame sempre tra tutte le donne del mondo che nascono in situazioni dove gli uomini non ci sono perché o sono a lavoro in campagna o sono fuori per altri motivi, ma è sempre legato a quel concetto di comunità matriarcale in cui le donne a un certo punto devono creare per forza comunità per sostenere e sostenersi. E questa è una bella scoperta. Vorrei sottolineare un particolare, che negli ultimi 10 giorni l'attività del laboratorio si è praticamente fermata perché è diventato deposito di beni che domenica poi sono partiti per l'Ucraina. Chi è che vi ha coinvolto in questa operazione? Allora, meno di 10 giorni, però il nostro vicino Antonangelo Siddu, che da sempre lui si occupa lavora con gli extracomunitari che arrivano da lui a fare dei versamenti, a spedire. Molto spesso a spedire una scatola di magari i nostri abiti usati, spedirle in Africa o spedire molto in queste zone dove adesso questa guerra è così forte, insomma. E Antonangelo ha una moglie appunto ucraina, un figlio, e quindi ha iniziato questa raccolta per poi far confluire tutte queste scatole assieme ai mezzi che sono partiti nei giorni scorsi, e qualcuno è anche rientrato riportando delle persone. E quindi Antonangelo ci ha chiesto il favore sabato mattina, sabato che non poteva stare in laboratorio nel suo spazio, se raccoglievamo noi questi pacchi che sarebbero arrivati. Per cui nell'arco della giornata sono arrivati pacchi da tutta la Sardegna. È arrivato un furgone per esempio da Tortolì dove un'altra donna ucraina aveva contattato diversi amici che ne avevano contattato altri, e loro avevano riempito questo furgone da portare appunto ad Antonangelo. Quindi noi abbiamo riempito il laboratorio e gli abbiamo detto: guarda, noi per questi 2 o 3 giorni impegnate con questo premio non ci saremo, non lavoreremo, quindi utilizza tranquillamente questo spazio. Per cui domenica o lunedì, forse lunedì mattina, siamo andate, da Tortolì hanno portato giù soprattutto medicinali, scatole piene di siringhe, cotone, panni per i bambini omogenizzati, per cui lunedì tutto ciò che riguardava i medicinali partiva, tutto quello che doveva andare al fronte, perché noi adesso siamo molto impauriti e impressionati, però finché non parliamo con qualcuno che ti dice mio fratello è al fronte, mia sorella è rimasta lì, ha portato i bambini al confine, eccetera, diciamo che
quasi non ci eravamo resi conto, perché purtroppo guerre, noi abbiamo più di 50 anni, quindi guerre vicine ne abbiamo viste altre, ma non l'abbiamo mai sentita finché non parli con una persona che piange perché ha saputo che i figli sono riusciti a arrivare al confine della Polonia, quindi sono salvi, e tutte queste storie non ci rendiamo conto. Quindi noi abbiamo solo fatto da tramite. E niente, restituiremo adesso tutti questi pezzi che poi partiranno tranquillamente coi prossimi. Siamo alle conclusioni e facciamo due riflessioni. Abbiamo parlato della guerra e del vostro impegno, anche se piccolo ma importante. Nel corso dei 2 anni della pandemia è cambiato anche il vostro modo di lavorare? No, per fortuna questa pandemia siamo tra i rari che non hanno avuto grandi blocchi, e per assurdo dopo, proprio per quello che realizziamo, per quello che è il sentimento che c'è dentro agli oggetti, questo è quello che ci dicono i nostri clienti, noi abbiamo avuto una richiesta superiore, proprio in quella dimensione in cui questa pandemia, specialmente quelle 6 settimane di chiusura, come se avessero aperto nelle menti, questo è quello che ci raccontano sempre, io sottolineo molto che quello che ci raccontano, il bisogno di fermare un affetto, cioè gli abbracci, ci hanno fatto fare una marea di abbracci, che era quasi indicativo di questo blocco fisico e la necessità di ricrearlo in qualche modo, e abbiamo visto proprio anche nei regali di Natale che ci hanno ordinato, noi ormai quasi tutta la produzione passa sotto ordine, noi non riusciamo quasi mai ad avere delle cose disponibili in laboratorio, e per la maggiore le persone chiedono qualcosa che abbia un forte sentimento. E poi è stata bellissima questa cosa che la Barrosa, la donna più che caratterizza il Biginau, comunque la Barrosa, che era mia nonna Betta, ed è diventato una sorta di icona della dignità della donna. Barrosa può essere visto negativamente, ma è anche una necessità di poter dire e cercare di fermare la propria idea e andare avanti su una propria idea. E quindi abbiamo visto come arrivavano tutti, chi doveva fare un regalo per sé veniva e ci diceva: devo ordinare una Barrosa, perché è arrivato il momento che io mi ricordi che sono anche Barrosa. E noi abbiamo storie bellissime raccontate dai clienti. Ma a chi dedicate questo premio di Donna dell'anno? Io credo a tutte quelle donne che prima di tutto che ci hanno sostenuto. Noi abbiamo questa fortuna, noi non abbiamo più un babbo e una mamma, però noi ci siamo trasferiti a Cagliari da un Biginau piccolo che era una famiglia allargata enorme, e in un certo senso noi l'abbiamo ricreato qua, perché Via Costituzione è minuscola. E quindi tutte queste persone che abbiamo intorno, a partire da Via Costituzione a diversi amici, tipo se sanno che noi dobbiamo lavorare parecchio, 16 ore sotto Natale, ok, ogni tanto arriva qualcuno e dice: vi ho portato il pranzo altrimenti non mangiate, che questo non è vero perché io mangio comunque, però proprio questo affetto grande. E quindi io voglio dedicarlo a tutte queste donne che a parer mio sono nella nostra stessa situazione, nel senso che se è capitato a noi che all'improvviso ci facessero un regalo simile, una coccola simile, un abbraccio simile, potrebbe capitare, non so, all'amica che lotta per difendere i figli da un padre, tribunali, insomma tutte quelle cose orrende che noi fortunatamente neanche conosciamo, o all'amica che lotta per tenere aperta quella partita IVA per la quale, nonostante abbia 30 anni, sa che si sta indebitando, ma noi ci siamo passati in questa fase partita IVA, paura, pianti dal commercialista, eccetera. Quindi io quest'anno mi è venuta un'idea strana, ho voluto creare un piccolo premio giocando sui social, perché io dico sempre che noi social ci hanno salvato la vita dalla pandemia in poi, e quindi un giorno mi ero annoiato, ho fatto questa Barrosa, ho fatto un post sui social dicendo: ok, creiamo un premio Barrosa dell'anno. Quindi candidate voi tutte le vostre amiche che secondo voi sono barrose sul serio, quelle che hanno lottato per difendere se stesse, figli, quello in cui credono, proprio con le braccia sui fianchi e il mento in avanti della serie questo lo salvo cascasse il mondo, che è quello che abbiamo fatto anche noi. E quindi io vorrei che tutte queste donne
praticamente che stanno in questa situazione come la nostra capissero che è possibile, che una cosa del genere, che un premio del genere potrebbe capitare a chiunque di noi in un momento anche inaspettato, soprattutto inaspettato. Abbiamo deciso proprio di condividerlo con queste donne, chiamandole le donne invisibili e silenziose, che in qualche modo noi abbiamo iniziato a raccontare e che vogliamo continuare a raccontare. Penso che sia il modo migliore veramente per goderci questo grande riconoscimento. Grazie Cristina, grazie a Stefania Ariu. Vorrei concludere dandovi appuntamento dopo la pubblicità. Parliamo di teatro, la scorsa settimana è stata la volta di Acroama, questa volta parliamo di Teatro Massimo a Cagliari. Grazie ancora. Grazie a voi. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Parliamo di teatro in questa parte della trasmissione, lo facciamo con due protagonisti del settore. Quando parliamo di teatro parliamo anche di musica, parliamo di poesia. Alla mia sinistra c'è Valeria Ciabattoni, che è direttrice e da 20 anni al CEDAC, che è il Centro di Diffusione e Attività Culturali. Alla mia destra c'è Massimo Palmas, che a maggio compirà 42 anni di carriera da leader del settore. Insieme hanno promosso un progetto che ha avuto successo e da gennaio per i prossimi 3 anni gestiranno uno dei più grandi teatri della Sardegna, di sicuro il teatro che vive tutti i giorni in assoluto, e questo è un record del Teatro Massimo di Cagliari. Come è nato questo progetto che vi vede condividere uno spazio importante della cultura in Sardegna? Valeria. Intanto i nostri organismi, quindi CEDAC, Circuito Multidisciplinare per lo Spettacolo e Jazz in Sardegna, hanno sempre collaborato
da lungo tempo, condiviso le linee artistiche pur occupandosi di settori diversi nell'ambito dello spettacolo dal vivo. 7 anni fa il Ministero ci ha riconosciuto come circuito multidisciplinare, per cui anche come dire, obbligati ad ampliare la proposta dalla prosa alle altre discipline, quindi la danza, il circo contemporaneo e pure la musica, per cui abbiamo come dire, stretto l'attività e i rapporti di collaborazione con Jazz in Sardegna, e quando è uscito il bando per la gestione, il nuovo bando per la gestione da parte del Comune di Cagliari del Teatro Massimo, abbiamo pensato bene di fare un progetto comune ed è andata bene. Massimo Palmas compie 42 anni dal debutto proprio al Teatro Massimo, maggio del 1980. Sì, maggio del 1980, questo teatro aveva 2700 posti, perché praticamente l'intero ex Monte Granatico, perché era un magazzino del grano, era occupato da questa grande sala che ha ospitato, ma già negli anni 60-70, la Lirica, grande teatro, la Rivista di allora. Insomma, il Teatro Massimo è stato un teatro di grande storia, poi è rimasto chiuso per un bel po' d'anni. Nell'80 abbiamo riaperto il teatro con questa grande rassegna di jazz, Art Ensemble of Chicago, Cicorea, San Ra, insomma grandi protagonisti del jazz internazionale, e poi nuovamente chiuso prima di tornare a nuova vita con questa ristrutturazione che ha ridotto le capienze, l'ha trasformato in una multisala, anche perché era cambiata la domanda e anche l'offerta di spettacolo, quindi più adatto a un'attività teatrale, quindi dimensionato sugli 800 posti nella sala grande. Valeria, in particolare si ritornerà dal 1° aprile a una situazione del dopo Covid, ma a teatro bisognerà confermare la mascherina? Non è ancora confermato ufficialmente, ma diciamo dal Ministero ci danno notizie che nonostante finalmente si chiuda l'emergenza sanitaria e quindi appunto si possa incominciare a parlare di un post-Covid, all'interno dei teatri al momento continuerà a essere obbligatoria la mascherina. Speriamo che per l'estate invece ci sia una liberazione anche da parte di questa ultima, diciamo, bandiera che ci ricorderà ancora, fino a che la dovremo tenere, ci ricorderà di tutto quello che abbiamo passato in questi 2 lunghissimi anni. Quanto è stato difficile andare avanti? Sicuramente è il problema che in 42 anni di attività è stato più grande in assoluto. Assolutamente, perché quello che ha fatto i danni maggiori è stato soprattutto l'incertezza, la confusione nella quale si è stati costretti a lavorare in una giungla veramente di provvedimenti, interpretazioni differenti. Questo ha logorato soprattutto il sistema nervoso degli operatori, perché è praticamente impossibile lavorare in queste condizioni con programmazioni a lungo termine, come si usa fare, almeno le più grosse strutture teatrali e musicali lavorano non per il giorno dopo ma per l'anno successivo. Il danno è stato catastrofico, perché c'è un calo di pubblico, inizialmente l'80% del pubblico, adesso via via si sta recuperando. Io inorridisco, insomma, quando a intuire che dopo il 31 marzo non cesserà totalmente questa emergenza e continueremo ad avere provvedimenti penalizzanti per lo stare a teatro, come anche l'uso della mascherina. Ma se così dovrà essere, va bene, ma spero che ci sia una logica in tutto questo, perché non è che quello che è obbligatorio in teatro non lo è poi nel campo sportivo o nel ristorante o quant'altro. Perché a questo punto penso che tutti quanti abbiano bisogno di capire esattamente il senso di determinate misure per poterle rispettare e applicarle rigorosamente.
In ogni caso, questo vorrà dire, se ci sarà la mascherina, ritardare ulteriormente il processo di recupero del pubblico a teatro. E questo vorrà dire che patiranno soprattutto non i grandi spettacoli, quelli che vanno sold out comunque, arriva un grande artista, riempie, e uno sfida la sorte pur di assistere all'evento, ma patiranno soprattutto gli spettacoli medi, le novità, l'innovazione, quindi il danno dal punto di vista culturale è difficilmente calcolabile. Parliamo del Teatro Romano di Nora. È in programma anche quest'anno, dall'inizio di luglio, una nuova stagione. Sì, quest'anno la Notte dei Poeti ritorna prima di tutto al Teatro Romano di Nora, perché per 2 anni, per le questioni diciamo legate appunto al Covid, quindi per mantenere le distanze necessarie tra il pubblico, avevamo scelto una location sempre all'interno del sito differente. Quest'anno quindi torniamo a Noref e compiamo 40 anni. Sarà come sempre un festival trasversale, soprattutto basato sulla poesia che si lega alla parola, alla danza, alla musica. Partiremo dal 5 di luglio per abbracciare tutto il mese, quindi fino più o meno al 29-30 di luglio. La stagione estiva di Riola Sarda. Si farà anche lì lottando contro veramente circostanze avverse. Lì ci sono anche responsabilità e insensibilità da parte dei poteri pubblici che vanno segnalate, perché quello credo che sia lo spazio all'aperto più importante della Sardegna ed è stato colpevolmente abbandonato a se stesso. È stato preso in mano da un'associazione di volontari di Riola Sarda, ammirevole, perché sono persone che vivono d'altro, che fanno altri mestieri e che dedicano tutto il loro tempo libero a mantenere in piedi questa struttura che è costata tanti soldi, che è una delle più belle d'Europa e che stiamo cercando in ogni modo di valorizzare, combattendo contro problemi di viabilità, perché insomma tantissime cose che ostacolano lo sviluppo di questo luogo, che comunque, nonostante tutto, continua a essere il luogo di spettacolo all'aperto più importante della Sardegna. In una gara a ritroso che vede chiudere l'anfiteatro romano, sparire tanti spazi pregevoli all'aperto, Riola Sarda la stiamo difendendo perché non può fare altro, se no ridiventerà una discarica come è sempre stata da dopoguerra a oggi, in uno dei posti più belli della Sardegna. Conclusioni di rigore in un momento così difficile anche per quello che sta accadendo in Ucraina, dove la gente probabilmente è travolta dagli eventi e dalla comunicazione. Dove avete trovato il coraggio di partecipare a questo bando, di rischiare tanto? Scusa, la risata. No, abbiamo avuto il coraggio perché diciamo, è il nostro lavoro, per cui dovevamo assolutamente proiettarci verso il futuro, fare un salto in avanti cercando di, come dire, non nascondere gli occhi, ma affrontare con serietà e con professionalità la situazione in cui ci siamo trovati tutti, teatro o non teatro, per cui abbiamo sfruttato appunto la sinergia è servita anche a questo, abbiamo sfruttato le nostre competenze, le nostre forze per sfrontatamente attuare questo piano diabolico. Palmas? No, diciamo che abbiamo lanciato davvero il cuore oltre l'ostacolo, perché era anche l'unica cosa che potevamo fare, perché siamo comunque entrambi delle strutture che hanno decine di lavoratori, dipendenti, che hanno come unica prospettiva quella di continuare a fare il loro lavoro. Quindi è stato un dovere innanzitutto verso queste persone, alcuni dei quali lavorano da 40 anni in questo settore e che non possono reinventarsi così facilmente,
Ma siamo andati anche molto oltre, perché poi stiamo assumendo delle persone, stiamo mettendo a lavorare i giovani, perché noi, cercando di risolvere i problemi del teatro, almeno io sto cominciando, insomma, ad andare un po' avanti con l'età, capito? Dovrei stare con i nipotini a casa piuttosto che faticare dietro un teatro. Così comunque non sarà, quindi i miei nipotini aspetteranno ancora un bel po'. Però in ogni caso, cioè, un teatro che non si rinnova, ma l'intero settore che non si rinnova dando spazio a energie giovani e molto più fresche anche mentalmente delle nostre, non va da nessuna parte. Io cioè, vedo questa svolta, questo impegno che abbiamo preso un po', almeno io a fine carriera, come mi sento, è proprio deriva da una volontà di andare avanti, di dettare qualche linea di sviluppo per il futuro che qualcun altro possa fare meglio di noi. E ci sono delle intelligenze che possono fare questo, che sono già venute fuori. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il pronto servizio ecologico in caso di emergenze con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics dal 25 marzo. Ed eccoci con il direttore di Primidea, Graziano Di Paola, che ha coordinato il progetto Hackathon. Di cosa si tratta? Chi sono i protagonisti? Allora, l'incontro di oggi fa parte di un ciclo di hackathon, di incontri per elaborare idee nuove, innovative, facendo partecipare studenti delle scuole intorno al tema della domotica e della mobilità sostenibile. È un hackathon, che cos'è un hackathon innanzitutto? È una giornata di lavoro in cui
si mettono i ragazzi di fronte a delle sfide, a dei problemi che sono legati alla mobilità sostenibile, alle energie rinnovabili, alla domotica, cioè al rendere la casa efficiente dal punto di vista energetico, con lo scopo di elaborare delle idee innovative fresche che sono elaborate grazie a una metodologia particolare, e a fine della giornata i team che stanno partecipando vengono selezionati e ne prenderemo la migliore idea. Alle nostre spalle c'è un gruppo di lavoro di Tortolichi, scuola superiore. Sì, meccanico e nautica, sono 25 ragazzi divisi in 4 team. Stamattina abbiamo iniziato presentando loro che cos'è il tema della mobilità sostenibile e della domotica, gli abbiamo detto quali sono i problemi, quali sono le sfide, quali sono le tendenze della tecnologia, e gli abbiamo chiesto di immaginare una soluzione innovativa. Sono accompagnati da un coach e tutto l'hackathon è realizzato in partnership con il NOIS e con il contributo della Fondazione di Sardegna e con la partnership tecnologica di UCINET, che è una società sarda innovatrice specializzata sul tema della domotica e della mobilità sostenibile. Questi corsi si sviluppano in campo nazionale? No, è un'iniziativa per la Sardegna e tra l'altro è un ciclo di incontri che abbiamo iniziato già nel 2021, ogni mese facciamo partecipare una scuola e il ciclo termina a maggio e a giugno faremo una finale tra tutti i team delle scuole che hanno partecipato e sceglieremo il team sardo che avrà elaborato la migliore idea innovativa. Tutto questo fa parte delle attività del dimostratore tecnologico di Opificio Innova. Noi siamo qui oggi a Manifattura Tabacchi, dove Opificio Innova ha realizzato uno spazio polivalente per l'apprendimento, per la dimostrazione e la divulgazione tecnologica. C'è un coworking, c'è l'Academy della Huawei, ci sono degli spazi impresa, c'è uno spazio espositivo. Stiamo per partire con una mostra sulla robotica che vi invito tutti quanti a visitare, e abbiamo dei laboratori educativi con bracci robotici della Comau, dove facciamo attività di formazione per i ragazzi sulle materie STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ovvero attività che servono a migliorare l'apprendimento delle scienze, della matematica, della geometria attraverso l'uso dei robot. Nella mostra che stiamo per aprire, che si chiama House of Robotics, abbiamo preso i migliori robot al mondo, tra cui il robot Espian, che è un bel aggeggio che si muove, parla, è abbastanza impressionante perché è capace anche di presentare un evento interagendo anche con le persone. E abbiamo robot Espian, abbiamo delle mani robotiche, abbiamo un esoscheletro, abbiamo altri robot amico, insomma abbiamo le migliori tecnologie in esposizione qui a Cagliari. È un'occasione unica in tutta Italia e una mostra interattiva che invitiamo a visitare sia per scoprire questo mondo particolare della robotica. Da quale data? E stiamo per partire, tra una settimana apriamo e sarà a Manifattura Tabacchi a Cagliari. Di Paola come arriva in Sardegna? Beh, arrivo in Sardegna da lungo tempo per vacanze, da 20 anni frequento la Sardegna, poi 6 anni fa ho iniziato a lavorare con la Sardegna e 2 anni fa ho accettato la sfida l'invito a prendere il ruolo di direttore di Prima Idea perché penso che sia un'azienda tra le migliori che abbia incontrato, con un potenziale enorme per accompagnare questa fase di innovazione e di ricerca di qualità che accompagna sia la pubblica amministrazione che l'ecosistema produttivo sardo. La domanda è di rigore: come reagiscono i vostri giovani ospiti? Allora, vi posso raccontare il primo incontro, c'è stato grandissimo entusiasmo, naturalmente all'inizio c'è un po' di timore, c'è un po' di apprensione perché in genere questi ragazzi, studenti, non hanno mai partecipato a un hackathon e non sanno bene come ci si comporta, però grazie all'aiuto del coach, grazie a metodologie consolidate che utilizziamo per elaborare le idee, e alla fine i ragazzi sono assolutamente entusiasti e sorpresi loro stessi dalla capacità di elaborare delle idee che non pensavano nemmeno di poter elaborare. Naturalmente tutto questo lo facciamo grazie a un team di professionisti che li accompagna, li aiuta a svolgere il lavoro durante la giornata, e a Ugo Cuncu, fondatore di UCINET, che ci aiuta a
aiutare i ragazzi a ragionare su un tema su cui magari non hanno conoscenze approfondite. La riflessione finale è di rigore, il vostro è anche un modo per dire ai giovani: continuate a studiare, la vostra strada diventerà più importante nella vita se aumentate le conoscenze. Sì, con uno sguardo aperto alla realtà circostante, al mondo della produzione, alla tecnologia, e in questo le scuole sono molto reattive. Io voglio ringraziare l'Ipsia di Tortolì e il suo dirigente scolastico Gianni Usai, perché queste scuole che partecipano a questi eventi dimostrano quanto sia importante cogliere le opportunità di far conoscere ai ragazzi cosa succede fuori dalla scuola. Oggi la scuola deve essere un ambiente aperto, deve essere un ambiente curioso delle novità, e un posto come Manifattura Tabacchi e le attività realizzate da Opificio Innova sono un'occasione, un ambiente adatto alle scuole per aiutare i ragazzi a pensare anche durante il ciclo scolastico a cosa avviene al di fuori della scuola e cosa li aspetta nel mondo del lavoro. Immagina un robot umanoide che recita, canta e risponde alle tue domande. L'immaginazione prende vita alla mostra House of Robotics, organizzata da Opificio Innova nei locali della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Un'occasione irripetibile per scoprire l'affascinante mondo della robotica ed essere catapultati nel futuro. Visita il sito robotics.opificioinnova.it. House of Robotics dal 25 marzo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa, fornendo un valido supporto per la gestione di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo anche questa settimana in chiusura di trasmissione. Mensilmente abbiamo appuntamento con l'assessora del lavoro e vicepresidente dell'esecutivo regionale Alessandra Zedda e vediamo le novità di quest'ultimo mese. La prima riguarda la formazione nei settori del turismo, dell'enogastronomia, dei trasporti e dell'innovazione con l'Academy. Spieghiamo al telespettatore di cosa si tratta.
In occasione della legge Omnibus approvata a fine anno 2021 abbiamo formalmente riconosciuto le Academy che, lo dico da subito, vogliono essere un potenziamento, un rafforzamento, una conservazione, una valorizzazione delle imprese. Non sono da confondersi con delle classiche scuole, non sono da confondersi con delle agenzie di formazione o servizi per il lavoro, ma sono quel valore aggiunto che un'impresa attraverso il suo know-how, attraverso l'innovazione green di prodotto, di processo, ha, ma soprattutto la dimensione delle imprese, infatti è destinata ad essere recepita dalle medie e grandi imprese, e soprattutto abbiamo anche la possibilità però di non escludere coloro che in rete raggiungono questi parametri. C'è ancora un importante passaggio generazionale, un valore che è importante proprio per tutte le aziende. Attraverso l'insieme di questi valori riusciamo, ecco, ad intercettare, a individuare le Academy. Le Academy che si candidano ad essere ovviamente come aziende centri di formazione insieme alle agenzie formative e soprattutto sono gli attrattori produttivi territoriali, ovvero le grandi imprese e le medie imprese, che sono quelle più notoriamente disponibili, capaci di aumentare l'occupazione, quindi di garantire non solo appunto nuovi posti di lavoro, ma anche garantirli per quelle attività, per quei lavori che davvero servono. Quindi sfatare l'idea di non c'è lavoro, ma non c'è quel lavoro. Quindi noi stiamo agendo per recuperare una domanda di lavoro che deve riguardare però quella offerta nelle professionalità che sono poi quelle richieste dalle aziende. E i settori da lei citati sono proprio quelli di cui oggi noi abbiamo l'esigenza maggiore. Che dire dell'hospitality, l'accoglienza, la ristorazione? Stiamo andando a intensificare ovviamente con la Pasqua, ma soprattutto con tutta la stagione che ci auguriamo che si prospetti come è già nei primi dati che stanno arrivando, una stagione importante che qualcuno la definisce anche di boom, anche migliore degli anni prima della pandemia. Ecco, noi comunque ci auguriamo di poter essere competitivi. Il settore dei trasporti e della mobilità ovviamente lo sappiamo tutti, abbiamo anche abbinato a questo il bando per garantire, ecco, le licenze fino alla E per tutti i disoccupati. Rientreranno circa 300 disoccupati beneficiari di questo bando, che è imminente la sua pubblicazione. Abbiamo ancora il settore dell'innovazione e della tecnologia, che però affianca anche le attività dell'indotto, come i carpentieri, i saldatori, i manutentori, cioè tutte attività che vanno ad intensificare e soprattutto a dare risposta a un mercato del lavoro di cui ovviamente tanto si ha bisogno. Parliamo del programma GOL, il programma di garanzia dell'occupabilità per i lavoratori. È la missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 23.000 destinatari, 32 milioni di budget per la Sardegna. Esattamente, aggiungiamo che c'è un vincolo importante, e questo programma è per il 2025, mentre noi siamo fortemente impegnati perché nel 2022 dovremo mettere in formazione 5.900 sardi beneficiari, ma soprattutto di questi 5.900, 2.300 dovranno andare in formazione digitale. Lo ricordo, è un programma totalmente destinato alle politiche attive del lavoro, è un programma che per il momento la Regione Sardegna sta rispettando perfettamente, ovvero dopo aver approvato la delibera delle linee di indirizzo abbiamo già definito e mandato all'attenzione di ANPAL e del Ministero il programma GOL che spetta alla Regione Sardegna. Stiamo attendendo l'incontro del bilaterale per poter avere l'approvazione definitiva. Dopodiché
Ci auguriamo tutti si possa partire perché il programma è ambizioso, ma è davvero una boccata d'ossigeno importante per quanto riguarda appunto i nostri giovani, in particolare i NEET, quelli che non studiano e non lavorano. Siamo fortemente impegnati alla ricerca anche quantitativa delle persone da mettere in formazione e o in politiche attive, e in questo ASPAL con i CPI è impegnata da subito, anche perché tutta questa prima parte è proprio in capo alle regioni con i suoi CPI. Nella giornata internazionale della donna Alessandra Zedda ha partecipato al forum promosso dalla CIS nel giorno del convegno regionale. È stato un momento importante anche perché è stato confermato sia da Alessandra Zedda che da Cristian Solinas che negli ultimi 2 anni questo esecutivo sarà più vicino al mondo del sindacato. Ma per quanto mi riguarda, non fosse altro anche per cause di forza maggiore, io sono con loro dal primo giorno, nel senso che anche il presidente Solinas ovviamente. Noi abbiamo, lo sapete, un'interlocuzione continua, abbiamo tante vertenze che riguardano il lavoro, l'occupazione, ma devo dire che abbiamo mai disdegnato l'incontro con i sindacati, li abbiamo anche nelle nostre attività di istituto, come la Commissione Politiche per il Lavoro, la conferenza regionale del lavoro, dell'occupazione, quindi noi con loro lavoriamo di pari passo. Certo è che credo, interpretando anche le parole del Presidente, che probabilmente dobbiamo fare ancora un passo in più, ovvero proprio anche per le ragioni che abbiamo citato prima, i nuovi programmi del PNRR ci devono vedere ancora più vicini al mondo sindacale, perché da lì, ma io non disdegno neanche le associazioni di categoria, che sono quelle che poi ci devono dare delle indicazioni e con le quali dobbiamo costruire proprio questi programmi. E a proposito di organizzazione di categoria, le rivolgo l'appello di Confindustria Sardegna, che chiede: importante andare avanti in questo momento di difficoltà dovuto alla guerra che vede protagonista purtroppo il popolo dell'Ucraina. Riparliamo di metanizzazione della Sardegna, che era stata abbandonata. Ma decisamente la metanizzazione, lo sappiamo, era importante allora, figuriamoci oggi, ma credo che tutto la transizione digitale e la transizione energetica fortemente collegati debbano essere al centro. In particolare sotto il profilo energetico si stanno intensificando le attività relative all'energia green e quindi assolutamente ben venga il metano, ma soprattutto io credo che dovremo anche esplorare tutte le attività che fanno capo ovviamente all'assessorato della programmazione bilancio e in particolare poi dell'industria, per quanto riguarda appunto la New Generation EU, che è soprattutto quella che va a incidere sulle nuove forme di energia, e tra queste non dimentichiamo l'idrogeno per esempio, oppure tutti gli studi e le ricerche, ma anche la parte importantissima che riguarda l'accumulazione dell'energia, che poi è quella che consente alle energie green rinnovabili come fotovoltaico ed eolico di poter essere fortemente incisive nelle attività produttive, senza mai dimenticare un aspetto importante che è quello dei consumi, perché probabilmente noi molte volte parliamo di produzione, ma produzione per chi? Se poi non c'è mercato, non c'è consumo. Ecco, quindi anche in questo credo che sia importante anche fare una ricognizione, e ben venga appunto la transizione energetica a capo della prossima programmazione comunitaria piuttosto che nel PNRR col Just Transition Fund, che appunto dovrebbe dare le operazioni più ideali, le misure insomma energetiche più ideali per lo sviluppo imminente, direi, e non tanto futuro. Stanno partendo i titoli di coda sul tema dell'eolico. So che l'esecutivo regionale ha molte perplessità su questo progetto che è stato presentato alla Capitaneria di Porto di Cagliari, che prevede la realizzazione di pale eoliche gigantesche alte come un palazzo di 60 piani offshore sul mare davanti alle coste del Sulci.
Ma io su questo mi permetto di aprire una pregiudiziale, riconoscendo ovviamente il ruolo normativo allo Stato, e quindi la materia, lo diciamo anche a tutti, va con un'autorizzazione nazionale sulla quale la Regione Sardegna deve obtorto collo accettare e stare zitta sostanzialmente. Ecco, noi a questo non ci stiamo, quindi E come vi potete ribellare a un discorso del genere? È importante invece che si riprenda con quella leale collaborazione, che non si possa dire a priori, ecco, sì o no, perché poi oggi ritorna anche di moda in alcuni stati in maniera pressante il nucleare, non lo teme nessuno, noi diciamo ancora no al nucleare, piuttosto ecco che ci sono le coste della Campania e della Puglia che hanno avuto lo stesso tipo di autorizzazioni, quindi io dico è ancora materia di concertazione, quindi, ma proprio in un momento in cui dobbiamo davvero ragionare su una nuova transizione energetica. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.